Ci troviamo qui ad Agrigento. Oggi, dopo 2 anni causa pandemia, ripartiamo con il convegno regionale dei gruppi di volontariato vincenziano della Regione Sicilia. Il tema principale è essere vincenziani oggi con stile sinodale. Questo stile sinodale che realmente ognuno di noi deve portare nel nostro cuore, che è l'accoglienza, l'amore per il prossimo. Essere vincenziani è proprio amare il prossimo. Il nostro compito è quello oggi proprio di trasmettere che occorre servire con amore. È questo servizio che realmente è importante, perché viviamo una società che si è fermata e che sta ripartendo con tanti problemi. Quindi vogliamo vivere questa giornata proprio con questo spirito di comunione, condivisione. Perché dopo 2 anni siamo felici veramente di essere qui, perché oggi abbiamo qua i gruppi che vengono da Milazzo, da Scicli, da Siracusa. Auspico veramente che possiamo trasmettere, possiamo avere tanta solidarietà, perché le comunità, perché il mondo ha bisogno di volontari. Quindi vi invito a essere volontari, vi invito a essere operatori di pace, perché la pace deve nascere nel nostro cuore, per trasmettere a tutti pace in questo momento in cui viviamo la guerra. Quindi ognuno di noi porti pace nelle famiglie, porti pace nelle amicizie, porti pace nei posti di lavoro, e che ci possa essere tanta solidarietà e tanto volontariato. Il Comune di Montevago ha sempre dato una mano, devo dire il presidente Giovanni Monreale peraltro è di Santa Margherita. Abbiamo cercato sempre insieme di lavorare proprio per la promozione dell'uomo, non soltanto per i bisogni materiali che può avere, che può essere legato solo al discorso alimentare o di igiene personale, quanto piuttosto guardare all'uomo integrale. Questo bisogna farlo sia nei nostri territori sia per gente che arriva da lontano. Quindi oggi sono qui proprio per portare avanti un'idea di volontariato dove tutti siamo coinvolti. La politica non è esente da questo. Spesso sento dire il bene si fa in silenzio, a me sembra un alibi per chi proprio non lo fa il bene. Ecco, quindi oggi non ci sono più alibi, i bisogni sono tanti, viviamo in un mondo particolarmente complesso, la guerra ci ha insegnato che nessuno di noi è esente da problemi, e quindi ancora una volta abbiamo avuto e continuiamo ad avere l'opportunità di toccare la sofferenza umana, e davanti alla sofferenza ognuno per la sua parte deve dare la risposta adeguata. Sono felice di essere qui in questo bellissimo posto con queste persone meravigliose, accoglienti. La cosa che mi piace tantissimo è quello che ha scritto Giovanni sulla locandina, cioè abitare in una casa in cui regna la carità fraterna e vivere in paradiso, e qui dentro c'è. La nostra associazione ha in Italia circa 8.000 volontari. Spaziamo, il nostro primo impegno è quello verso i poveri, quindi l'accoglienza, il seguirli, andare a visitarli nelle loro famiglie, perché nella loro casa si sentono più tranquilli, piuttosto che accoglierli in un centro di ascolto dove sono un po' messi sotto accusa. Ecco. Poi abbiamo mense, abbiamo dormitori, abbiamo centri di accoglienza, prime case, prima e seconda accoglienza, e ci siamo allargati in tutti quei campi in cui i servizi sociali non arrivano, non facciamo questionari, non chiediamo niente. Il nostro modo è solamente quello di dare però con coscienza, e di costruire dei progetti insieme a queste persone, cioè non un assistenzialismo ma una promozione umana dell'individuo. Dal nord al sud siamo in tutte le regioni, siamo in 53 paesi del mondo, perché la nostra è un'associazione mondiale che ha 400 anni, nel 2017 abbiamo fatto i 400 anni, ed è più quello che si riceve che non quello che si dà.